Come here, ass. Fuck. Nelle puntate precedenti, anche perché quelle successive non le ho ancora viste, comunque anche se l'avessi viste poi non è che vi metto ad anticipare le cose, vabbè. Mario ha finalmente la possibilità di lasciare l'MTG. Dopo aver capito che Ginetto è il diretto responsabile del coma di Jenny, minaccia Lord Micidial di denunciare il demente a meno che non venga annullata la sciabolata clausola micidiale di 4 milioni di euro. Tuttavia, l'arrivo della vice direttrice Marta Franceschini stravolge i piani di Mario. Le intercettazioni segrete in possesso di Marta si rivelano un'arma pazzesca per distruggere dritto per dritto tutta la Micidial Corporation. Io e lei insieme possiamo rovinarli. Tra i due nasce del tenero, ma proprio quando sono sul punto di baciarsi, una grave verità colpisce Mario. Marta è in realtà Melanie, la figlia di Lord Micidial, e faceva parte di un diabolico piano per ingelosire Jenny e farla risvegliare dal coma. Si distrugge così il sogno di Mario di incastrare la Micidial. Tutto va in fumo. Madonna, che tristezza. Merda. Che spettacolo. Che cosa ti avevo promesso, Marta? Che una volta distrutta la Micidia, saremmo stati sempre insieme. E adesso che cosa vuoi? Chiedimi tutto. Tutto. Voglio solo te, Mario. Dio, come sei calvo. Baciami. 31 secondi e siamo in onda, Mario. Svegliati, 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 svegliati. Amore mio, che bello ti sei svegliato. Che bello. Che cazzo è? Non ti preoccupare, non c'è più con te per quel bacio. Ma che è successo? Sei svenuto e ti hanno portato qui. Ma è un incubo nell'incubo. Ma tu lo sai che sei stata in coma per 3 giorni? Come un sacco di patate in corridoio ti hanno lasciato, lo sai? Sì, me l'hanno detto. Però non ti hanno detto che è stato Ginetto con una botta sulla capoccia ti ha tirato. Ah, veramente? È stato lui che ti ha fatto entrare in coma. Tu lo devi denunciare. Lo devi denunciare. Io non denuncio nessuno! 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 Ehi, ma come non denunci nessuno? Io non denuncio nessuno! Io non denuncio nessuno! Io non denuncio nessuno. Io non denuncio nessuno. Io non denuncio nessuno. Io non denuncio nessuno! 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 Io ti ci mando io in coma irreperibile ti mando. Così non ti trova più nessuno. Mario, fermati, non è il mostro della chiusofobia. Anch'io c'ero cascato. Madonna mia, ma che mi succede? Che mi succede? Che mi succede? Mario, sei rinvenuto finalmente. Sei svenuto tutta la notte. Che vuol dire sei svenuto tutta la notte? 321 secondi e 40 centesimi in onda. Mario. C'hai tutti i baci in testa, che schifo. No, Sì. di Jenny. Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, pure i baci mi ha dato. Mi ha violentato, mi ha violentato. Eccola. Mario, la scaletta. Grazie. Ma che è sta voce? Cos'è sta voce? Già non stavo bene di gola. Poi ho urlato troppo quando tentavo di strangolare Jenny. Questo programma è offerto da... Vuoi sposarmi, amore mio? No. La tua voce ti danneggia? Dammi
Dammi tutti i soldi che hai! La tua voce ti sbeffeggia. Oh, fai quello che ti dico. Oh, ti uccido! La tua voce è brutta? Da oggi arriva Vocione, la voce per la grande occasione. Vuoi sposarmi? Certo, amore mio, ti amo. Vocione! Dammi tutti i soldi che hai! Tieni! Vocione! Se non fai quello che ti dico, sei un uomo morto! Farò tutto quello che vuoi, Richter. Tutto. Perché ti amo. Vocione, la voce per la grande occasione. Vocione! E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buongiorno e benvenuti al Amici del TG. Scusate, ma sono un po' giù di voce. E a volte la vita ci mette davanti a delle cose a cui non vorremmo mai assistere. Io attualmente sto vivendo un periodo molto brutto. E poi vorrei dire una cosa a quelli di Plop che mi mandano in onda la sera. Io sono una vittima, sono una... Vabbè, passiamo alle notizie. A che punto può arrivare l'amore per gli animali? Ce ne parla il nostro inviato, Salvo Errori. Kira, amore, vieni qui. Vai. Brava. Seduta. Bello, mio amore, bello, bello, bello. Cosa? No, Kira, no, lì non penso all'etico. Si chiama Kira, ha 3 mesi ed è la formica più coraggiosa al mondo. Un titolo guadagnato con merito il 10 gennaio scorso, quando, incurante del pericolo, si è tuffata nelle gelide acque di questo torrente in piena per soccorrere il suo padrone Jejo, caduto in acqua mentre si contava i piedi. Sono quasi svenuto. Mi ricordo soltanto quando Kira si è tuffata nell'acqua, mi ha preso per un braccio e mi ha trascinato fino a riva. E se non fosse stato per lei sarei sicuramente morto. Vero tesoro? Com'è cambiato il vostro rapporto da quel giorno? Beh, sicuramente siamo molto più uniti. Andiamo al parco tutte le mattine insieme e mangiamo insieme, sempre. E lei è veramente una buon gustaia. Tra l'altro vuole cibo solo di prima qualità. Però ogni tanto mi fa anche arrabbiare, c'è da dire, perché è tremenda. Cattiva, Kira, cattiva. Non si fa la cacca in camera da letto. Vai a giocare sul divano, eh? Comunque poi alla fine della giornata viene tutto dimenticato. Buonanotte, Kira. La piccola Kira sta ricevendo in quest'istante un riconoscimento ufficiale da parte del sindaco della città, che ha approfittato dell'occasione per lanciare un appello al governo sull'utilizzo in operazioni di salvataggio di almeno una parte dei 7.000 miliardi di formiche presenti in Italia. Dobbiamo renderci conto che le formiche, oltre a essere le migliori amiche dell'uomo, sono anche parte integrante della vita di una persona, perché fanno compagnia alle persone sole, sono utili alla nazione. E un esempio concreto l'abbiamo qua. Kira. E mentre Kira si diverte a giocare a nascondino col sindaco, Kira! Da Salvo Errori è tutto, a te la linea, Mario. E ora torniamo a parlare di Dio. Pare che dopo millenni di scomparsa si sia finalmente trovato il luogo dove si nasconde, appunto, Dio. E a fare questa scoperta il nostro inviato Danny Gravido. Sì. Mario, dobbiamo risolvere il problema della tua voce, eh? Facciamo un check audio, dimmi qualcosa. Sì, che ti devo dire? Guarda, è stata una doccia fredda. Sì, non mi dire i cazzi tuoi, Mario, fammi la filastrocca, dai che proviamo a modularti la voce. Ah, la filastrocca, va bene. Giaffro, vai con i modulatori vocali. Sotto la panca la capra crepa di crampi. Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. Sotto la panca la crepa di crampi. La capra crepa di crampi. La capra crepa di crampi. Sotto la panca di pelle di pollo È la a posto, capra... Mario. A posto. A posto. E Mario 5, Mario 4, Mario 3, Mario 2, Mario 1, Mario.
E ora ci colleghiamo col nostro inviato internazionale Amarino Mallo, che si trova in Kirghizistan. Amarino! Sì, Mario, sono proprio qui in Kirghizistan, in Scusaci, Amarino, dove sei di preciso? Ma sì, sono qui in Kirghizistan. Va bene, grazie Amarino, ci risentiamo più tardi quando saprai dove sei esattamente. Brindisi a mia figlia, che ha avuto un padre figo come me. Lo sai, papà, che sono sempre a tua disposizione, nel bene e nel Mario. Ma ti sei fissato con questo Mario? Scusa, hai ragione, ho avuto un lapsus. Devo uscire dal personaggio. E ora cosa hai intenzione di fare? Torni alla divisione di Boston? In realtà pensavo di fermarmi un pochino qui in Italia. Mi sembra che tu abbia bisogno di aiuto col TG. Caspita, mi cogli di sorpresa. Vieni. Ma qui c'è scritto Marta Franceschini. Ah, scusa. Ecco fatto. Gli altri grattali te, che magari mi scelgono uno scooter. Ed ora è il momento della nostra immancabile rubrica di Malanni con Ippolito Germer. Le vene vanitose, lo scorbutico, i peni superflui, queste alcune delle malattie in uscita questo mese. Ma noi invece oggi parleremo di un caso grave di distrazione e lo faremo col signor Fabrizio Pregnola. Fabrizio, ci spieghi qual è il suo problema? Sono una persona molto distratta, perdo tutto. Le chiavi di casa, il portafoglio, gli occhiali e il mese scorso ho perso anche l'uso delle gambe. E che cosa è successo in seguito a questo avvenimento? Il problema è che l'uso delle mie gambe l'ha trovato un mio conoscente. Ecco, allora vediamo in queste immagini quali sono i disagi che comporta questa patologia. Beh, noi siamo delle persone un po' diverse. Io, ad esempio, la mattina mi alzo tardi, mentre quello subito va a correre con la bicicletta. Che palle ancora una volta, Madonna. Oppure quando ho rotto il quattro costole a mia moglie. Amore, sei già a casa? Sì. Quando mi sono rotto il naso in bagno. Bene, come abbiamo visto, la distrazione è una malattia grave. Noi ringraziamo il signor Fabrizio e vi diamo appuntamento alla prossima malattia. Ecco qua, lo sapevo. Che succede? Lo sapevo. Mi aveva detto che andava al cinema, ma... E invece si starà facendo qualcos'altro. Buone malattie a tutti. E ora le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Mario, ti sei fatto fa fesso. Quella mia sorella è micidiale. Ma non demollare, che c'è ancora una possibilità per lasciare il TG. Ma quale? Quale possibilità posso avere io adesso? Che mi fai diventare un giornalista rispettabile. Ma che rispettabile, tu non sai neanche leggere, non sai neanche imparare a leggere, ma ti rendi conto? Sì, ma mo c'ho questo libro che mi può aiutare. Un libro per imparare a leggere? Sì. Ma com'è possibile? Se non sai leggere, come fai a leggere il libro? Ma chi l'ha scritto questo? Un idiota? Gianfranco idiota. Ci ho preso proprio. Va, dai. Va bene. 5, 4, 3, 2, 1, Mario in onda! Bene, ora torniamo a collegarci col nostro inviato direttamente dal Kirghizistan, Amarino Mallo. Amarino, ci sei? Sì, Mario, sono proprio qui dove hai detto te. E cioè? Sì, e cioè in Kirfostisting, in Kirposisfas, in
E vabbè, sono a Foggia. Scusaci, credevamo fossi in Kirghizistan. Allora, niente, grazie. A te. Ed ora è arrivato il momento del dramma, della sofferenza con drammi micidiali. A volte la vita fa schifo, altre volte fa proprio schifo. Nel caso di Carlo Carlotti, la vita fa proprio schifo. A causa di una rara malattia genetica, il piccolo Carlo viene al mondo privo della testa. Questo leggero handicap lo porta presto ad avere problemi a scuola, dove non brilla certo per intelligenza. Il giovane sviluppa così un carattere introverso e scontroso che i genitori non riescono in nessun modo a correggere. Non è colpa nostra, è difficile educarlo. Vede una sberla data ogni tanto, gli avrebbe fatto bene, ma è impossibile! È impossibile! A 20 anni Carlo decide di darsi al crimine e si candida come sindaco della sua città. Investe tutti i suoi soldi nella campagna elettorale, ma viene sconfitto al ballottaggio da uno spaventapasseri di colore. Disperato, Carlo tenta più volte di togliersi la vita, ma i suoi tentativi falliscono miseramente. Ma il destino offre una possibilità a tutti. Ed è così che a 20 anni Carlo scopre di avere un particolare talento per il poker, dove la sua mancanza di faccia si rivela un grande vantaggio nei bluff. Ma ancora una volta la sorte si accanisce contro il nostro sfortunato protagonista. Inaspettatamente il Papa abolisce il poker e il mondo gli crolla addosso. Fuori di senno, Carlo decide di vendicarsi e progetta un attentato contro il Papa, il quale però ne anticipa le mosse, tendendogli un agguato all'uscita di casa. Le ferite riportate sono gravissime e per salvargli la vita i medici sono costretti ad amputargli il busto. Oggi, ad 1 anno di distanza, Carlo ha finalmente terminato la riabilitazione. Conduce una vita quasi normale e sembra aver finalmente trovato un po' di pace. Almeno fino alla prossima disgrazia. Bene, il TG termina qui. Io vi do appuntamento a domani. Come sempre. No, che cazzo hai fatto? Dai, siamo in onda, spegni sta merda, veloce. Mario! Come sempre. Bene, il TG termina qui. E non funziona? Veloce, dai. Come sempre. Si suole dire. Dritto per dritto. Mario! Che Dio mi aiuti, che Dio mi aiuti, che Dio mi aiuti. Paolo, che ci fai qua? Ti stanno cercando tutti. Perché non ti fai vedere? Perché? Paolo, basta giocare. Devi venire con noi. Carolina, ehi, ma con chi stai parlando? Ma con chi parli? Con buonanima. Ma quale buonanima? Buonanima non è qua, è sulle spiagge a Perimoito, alla faccia nostra, se n'è andato. Ma che dici? Io lo vedo io, lo vedono tutti. Penso che tu non lo vedi, io che ti posso fare? Senti Carolina, io non ti posso vedere in questo stato. Ti do il numero di Sinori, un luminare. Quello ti mette a posto in un attimo. Sicuro? Sì. Ma perché non ti fai mettere a posto tu? Che ti fai bondolare di qua e di là e sei una minchia sei. Io? Tu? Ma perché? L'avevano capito tutti, lei, che era figlia di micidiali. Tutti l'avevano capito e tu non l'avevi capito. Sei un minchia, sei. Ciao, Ozio. Oh, Mario, ma che c'hai? Sei triste? C'è una voce? No, lascia perdere, Oh, dai. Ma hai sentito la storia là che Marta è la figlia di Micidial? Ma meno male che non gli ho toccato il culo a quella, buona com'è. Ozio. Ma vaffanculo, Ma che ci parla a fare donne con te che vai a letto con Jenny? E comunque qua non si può insultare, perché se mi insulti tu poi mi insultano tutti quanti. Ozio, vaffanculo! Ecco, hai visto? Già il primo.
Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. Sotto la panca di pelle di pollo la capra crepa di crampi. Sotto la panca di capra crepa di crampi. La capra crepa di Grampi, la capra crepa di Grampi. Pure fuori onda gli hanno dato. Pelle di pollo, la capra... Una cosa incredibile. A posto. Un violento tifone si è abbattuto sulla Costa Rica. Il bilancio tragico è di 11 vittime, tra cui 10 fighe. Per fortuna nessun italiano era presente nel paese. Come essere italiano? È buonanimo? Paolo. Ai ai ai.